Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e ben trovati a questo nuovo appuntamento con Buongiorno 131. Non sono da solo ovviamente, ma c'è il nostro Francesco. Buongiorno Fra. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti. Ma abbiamo anche il nostro Matteo Zizzola. Ciao Matte, ben trovato. Ciao, per rispettare la quota bellezza dopo ieri Roberto, bisognava un po'... Hai ragione, ci sta. Non fa manca dire la quota capelli perché siete 2 contro 1, maledetti, quindi vabbè, cosa vi devo Noi non dire? diciamo niente. Cosa vi devo dire? dire? Ma almeno io sono il più giovane oggi, questa è una cosa strana perché di solito non capita così tanto spesso. Ecco. Grazie per farmi sentire il più giovane. Grande. Aggiungo Prego, anche, tra Gabri, l'altro, ciao, Amy. abbiamo voluto Zizzo perché ieri ci hanno scritto: ma lo avete ceduto all'ultimo, visto che si chiudeva il mercato? No, ragazzi, Matteo Zizzola lotta ancora insieme a noi, come vedete, in tutta la sua bellezza di cui si parlava prima. Luca ha i capelli imbalsamati dal gel e ad averceli, me li imbalsamerei anch'io, caro differenzi. No, sono bagnati. Sono bagnati. Il Semplicemente sudore? sì. Quello è il sudore. No. È il sudore che alle 10 del mattino sarebbe è un po' grave, di Bostic. Perché viviamo in un posto molto freddo, effettivamente. No, ma chiaramente aria ci sta, condizionata e ventilatore, c'è tutto acceso. Ecco. Se no, Va bene, dopo questo recap sul discorso su come si rinfresca Luca Di Leonardo, Esatto, possiamo che c'è partire? Possiamo partire? Sì. Ecco. Matte, Sì, la prima domanda è obbligatoria, scontata, però ti chiedo un tuo giudizio sul mercato del Cagliari. Oggi che finalmente è finito il calciomercato. sì, intanto buongiorno a tutti quelli che ci seguono. Un giudizio, credo che si sarebbe potuto fare meglio come sempre, ma sarebbe stato molto più probabile poter fare peggio. Quindi, siccome il Cagliari ha riempito praticamente tutte le caselle, vuol dire che ha 2 giocatori per ruolo, magari una mancanza il sesto centrocampista.
però ci sono Cavoti e Liteta in attesa che Rogo probabilmente parta. Quindi con l'inserimento di Foloruscio, che dobbiamo considerarlo centrocampista a questo punto, visti tutti gli attaccanti, credo che sia stato un mercato estremamente positivo, che nei giudizi che ogni tanto si possono leggere, ho visto tantissimi giudizi positivi. Secondo me chi ha giudizi negativi paga anche un po' la memoria, perché è molto più facile ricordarsi un mercato positivo quando le cose arrivano più verso il finale, piuttosto che ricordarsi che Cagliari ha riscattato Caprile, ha riscattato a dopo, è vero che ha riscattato Piccoli ma poi l'ha ceduto, ha comprato i sostituti di Piccoli, tolto Belotti che è stato il colpo di ultimo momento prima di cedere Piccoli, quindi sono tutte cose, il Cagliari ha fatto un mercato presto rispetto a quanto eravamo abituati. Vorrei fare un'ultima menzione perché l'ho letto e condivido quello che ho letto a riguardo. Le cessioni di Piccoli e Ortea sono sì un capolavoro di Angelotti e Giulini, ma sono anche un capolavoro di chi Ortea e Piccoli li ha portati a Cagliari a quelle cifre, permettendo poi che venissero valorizzati, che è Bonato. Non bisogna dimenticarsi di chi c'era prima e di che questi giocatori li ha portati, perché sento tanto parlare di chi c'è oggi, però qualcuno questi giocatori li ha portati un anno fa. Assolutamente d'accordo con te. Poi risponderemo, ragazzi, nota di servizio, il Fanta lo facciamo a fine trasmissione, ok? Poi vi daremo tutte le news. Fra. No, il giorno dopo c'è una piacevole sensazione di sollievo che è finito il mercato. Almeno personalmente ma penso che sia ampiamente condivisa sia da noi giornalisti, ma ritengo anche dai tifosi, perché poi alla fine è un mercato, questo che mi ha detto Zizzo, che è iniziato molto presto, un po' con i mancati rinnovi di alcuni giocatori, poi con la telenovela sui riscatti, perché adesso metà giugno sembra che siano passati 6 anni, ma in realtà sono passati neanche 3 mesi. Vi ricorderete tutti, no? La telenovela, no? Ma Piccoli viene riscattato, no? Ma costa troppo, no? Ma dopo sì, e Caprile no, ma Caprile sì, Piccoli no, dopo forse, insomma, effettivamente sembrava quasi che ci fosse questa sorta anche di scolamento un po' nella piazza dopo una stagione particolare come quella trascorsa, quella dell'anno scorso, particolare nel senso che sempre a freddo, insomma, dopo che sono passati diversi mesi, è una stagione che ha lasciato luci e ombre, una salvezza che è stata meno tranquilla di quanto si potesse pensare, una salvezza che ha vissuto di picchi, una stagione che ha vissuto di picchi in qualche modo, e soprattutto il fatto che non si sapeva effettivamente che tipo di mercato sarebbe stato a giugno. Già noi ci siamo comunque stupiti di tutti i riscatti avvenuti, quindi da Caprile a Piccoli e a dopo, un esborso importante da parte di Tommaso Giulini, che ha continuato poi a investire nei primi mesi di mercato, soprattutto a luglio, no? Abbiamo visto i nomi già citati con Foloruncio, l'acquisto di Kilixoi, e poi un agosto che ha tappato i buchi dopo un ritiro e un'estate di valutazione, quindi tanti giocatori rientrati dai prestiti, tanti giovani promossi in prima squadra in qualche modo, e sono arrivate operazioni un po' particolari sicuramente. Zizzo, con te volevo parlare del discorso estero, perché in passato spesso al Cagliari si è rimproverato il fatto di non puntare abbastanza sul mercato estero, di avere una rete di scouting magari inferiore rispetto alle concorrenti. Poi quando il Cagliari punta sull'estero, penso a Kilixoi ma soprattutto a Zé Pedro e Rodriguez, e allora lì ci sono i primi dubbi, ma non era meglio fare gli italiani? Cioè, sembra quasi che manchi una situazione di serenità, c'è sempre qualcosa che non va bene, ecco, fondamentalmente. Sì, allora per quel che riguarda i discorsi italiani, io riprendo le parole sia di Pisacane, quando ha detto che il Cagliari ha provato a fare gli italiani, ma si è scontrata con un muro, per esempio sul Tirol per Kofler,
e anche a quelli di Fabregas, che secondo me sono stati molto illuminanti su come va il mercato in Italia, ma come va ovunque. Il mercato interno è sempre più caro in qualunque lega rispetto al mercato esterno. Se voi vedete, per esempio, quanto vengono pagati in Inghilterra i giocatori, a volte anche abbastanza normali, che passano da squadre, giocatori britannici che vengono venuti da squadre inglesi a squadre inglesi, lo stesso discorso vale per l'Italia. Se arriva Piccoli è stato pagato 27. Io non so se una squadra estera avrebbe mai messo 27 per Piccoli. E così anche altri giocatori di altre squadre. Va detto che io trovo nel mercato estero una soluzione positiva. Ovviamente c'è il ricordo di Vietesca e Arzidiakos che vedo citati nelle cessioni, però è anche vero che, come ha detto Francesco, se non mi ricordo male, nel post partita contro il Napoli, Viatesca e Arzidiakos sono stati buttati nella mischia all'ultimo giorno di mercato per giocarsi il posto da titolare. Oggi invece vengono presi Zé Pedro e Rodriguez con Mina e Luperto, che sono due certezze, quindi con tutta la tranquillità per potersi ambientare anche dal punto di vista linguistico, che è una cosa che viene sottovalutata nella difesa. La difesa conta molto la comunicazione, quindi arrivano poi da due paesi in cui la differenza linguistica non è così ampia, sono comunque due paesi filologicamente romanzi, se vogliamo usare un termine tecnico. Bella, E questo è quindi- veramente e quindi- meraviglioso. Esatto. E quindi diciamo che è più facile imparare l'italiano velocemente per giocatori che non sono polacco e greco, in cui per esempio il greco anche l'alfabeto è diverso, quindi diventa anche Beh. difficile imparare indicazioni scritte. E poi c'è Kilic Soy. Kilic Soy è un giocatore che dal punto di vista linguistico avrà tante difficoltà, perché non parla neanche inglese, quindi bisognerà aspettarlo, bisognerà dargli tempo, però comunque è un investimento da 1 milione per il prestito, se ti va bene bene, se lo riscatti a 12, giocare piccoli, se ti va male torna al mittente, arrivederci, grazie. È comunque un 2005. Io credo che il Cagliari abbia agito in maniera molto lungimirante sul mercato estero. Certo, c'è il dubbio per Rodriguez. Rodriguez nel 2005 ha pagato 4 milioni, che non sono pochi per un difensore del 2005. Il Cagliari ultimamente non è che abbia grande storico di difensori pagati intorno a quella cifra, che hanno reso quanto sono stati pagati. Però è anche vero che nel 2005 a tempo per crescere arriva in una realtà che gli uruguayani conosce bene, arriva in una realtà in cui conosce giocatori uruguayani, come ha detto a Luca ieri in aeroporto, che sono stati a Cagliari, e quindi credo abbia tutte le possibilità di poter far bene. Giro, una domanda sempre perfetto tracada. Non credete che il soprannumero in attacco alla lunga possa creare malumori e problemi? La giro prima a te, Matte. Sì, torniamo al discorso che se non è zuppa è pan bagnato, nel senso che se non prende l'attaccante manca l'attaccante, se lo prende si creano malumori. Ora io non sto dicendo nulla a chi ha commentato, ovviamente ognuno ha la sua opinione ed è legittima. Il Cagliari aveva fatto questo discorso, lo sappiamo per certo, quando si parlava di una punta il discorso era cosa si può fare che possa non togliere armonia all'interno dello spogliatoio. Doveva uscire Felici, che non è uscito, e quindi quello forse ha un po' creato il sovrannumero. Però se andiamo a vedere, togliamo Pavoletti che gioca e non gioca, che c'è e non c'è, e hai 2 prime punte. Poi hai gli esterni che sono diciamo i cosiddetti trequartisti, seconde punte esterni, che possono fare anche la prima punta, che sono Kilic Soy, Esposito, poi c'è Luvumbo, e poi c'è Gaetano. Foloruccio secondo me verrà utilizzato da centrocampista box to box a questo punto. Quindi io non vedo tantissimi malumori. C'è un reparto giovane, i giovani devono avere la capacità di aspettare, e soprattutto non dimentichiamoci che è un discorso ormai datato, però ci si dimentica di 5 cambi. Avere soluzioni in corsa per l'ultima mezz'ora, Lubumbo che ti può sempre tenere l'ultima mezz'ora invece che essere un titolare inamovibile, lo stesso Kilic Soy che può entrarti l'ultima mezz'ora a prescindere dalla condizione fisica, sono soluzioni che il Cagliari non aveva e che il Cagliari ha. Poi quando succede che si arriva alla 10ª giornata e ci si accorge che il Cagliari è un po' corto davanti, ci si chiede perché non è stata presa alla punta. Secondo me è meglio una in più che una in meno. Assolutamente. No, ma poi c'è anche il discorso che tanti allenatori
in queste prime conferenze stampa hanno detto non soffermiamoci agli 11, io valuto una rosa di 16-18 giocatori, ovvero i giocatori che possono entrare a gara in corso, che cambiano completamente la partita, perché è ovvio che se tu hai 5 cambi che comunque danno il cambio ad altri giocatori che magari non sono ancora in condizione, la partita te la cambia, e abbiamo visto anche tanti esempi. Allora, abbiamo il nostro ospite di oggi, lo facciamo entrare. Eccolo qua, buonasera, anzi buongiorno Gianluca. Buonasera ieri, Lu. Buonasera, alle Io 10:15, questo dimostra io quanto Luca Di Salvate Leonardo Luca. Io sono arrivato, abbia eh. il fuso di Auckland. Gallo probabilmente. Belotti ti ha steso, Lu. Ti ha steso. Penso che non è ancora arrivato, penso. Arriva, sì, arriva. Certo che arriva. Ah, ok. Buongiorno. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Sì, sì. Tutto bene, tutto Arriva bene. Tu fuori. come stai? No, benissimo. Da ieri è stata l'ultima giornata di mercato, devo dire, bella stancante, però l'abbiamo portata a casa. Però è finito il mercato, come dicevamo noi prima, no? Cioè questa bella sensazione di sollievo del 2 settembre che era forse dal 30 giugno che non si viveva, probabilmente, almeno a queste latitudini. Non dal punto di vista climatico, perché continua ad esserci caldo, però insomma almeno siamo un po' più Devo dire che a Milano sollevati. c'è un grande richiamo di autunno, piove anche oggi, bruttissimo ecco, tempo, vedi. forse dopo si Si apre. apre, si dovrebbe aprirsi, però insomma sono una settimanella che è tornato di prepotenza l'autunno, questa è una bella notizia comunque sia. Grande notizia, grandissima notizia. Direi. Gianluca, allora, intanto ti chiediamo subito un giudizio sul mercato del Cagliari, insomma, cosa pensi tra cessioni, acquisti, insomma è stato un mercato non banale comunque, come abbiamo detto anche in queste ultime ore. Ma io credo che sulle cessioni Cagliari difficilmente poteva fare meglio, penso soprattutto a Piccoli e Zortea, insomma magari qualcosa mi scordo pure, aiutatemi voi, però secondo me la cessione di Piccoli non dico che è un capolavoro, ma ci si avvicina, detto onestamente, proprio molto 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 onesto, soprattutto anche per come lo è rimpiazzato, perché secondo me Seba Esposito è un giocatore molto importante che può fare un grande campionato, e poi credo che anche piaccia al tecnico per caratteristiche, e poi Zortea è un giocatore che l'hai fatto rendere al massimo, lo hai venduto al massimo, quindi sulle cessioni per me hai fatto un lavoro ottimo. In entrata anche il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro importante, per me Folo Ruscio sarà un giocatore determinante, perché quella fisicità nel nostro campionato italiano può fare la differenza, se rimotivato e messo nelle condizioni per esprimersi, non come è successo lo scorso anno. È un giocatore di alto livello, tra l'altro col Verona si è guadagnato anche la nazionale ed è un giocatore che può ambire a fare quel tipo di lavoro lì. Poi per il resto è vero che qualche pecca c'è magari sulla sinistra e non solo, poi io credo che il Cagliari possa essere soddisfatto soprattutto per il modo con cui ha approcciato queste prime 2 giornate di campionato, perché poi il mercato, le entrate, le uscite bene, però poi se non rispondi sul campo il mercato vale 0, e io credo che le risposte che sono arrivate dai primi 180 minuti devono essere molto gratificanti. Poi vediamo, la strada è lunga, però devono essere molto gratificanti a livello proprio di atteggiamento. E invece ti chiedo un giudizio anche sul mercato delle altre concorrenti del Cagliari, perché comunque tu da giornalista di Sport Italia hai seguito ovviamente tutto, un respiro nazionale, e quindi un parere anche sulle altre squadre, quindi che so, Verona, Lecce, Genoa, insomma, fai un po' tu. Beh, Lecce si prende una bella responsabilità sia a dare la guida tecnica a un allenatore che ha fatto 2 retrocessioni in 2 anni, sia mettere un 17enne titolare per salvarsi. Questa è una cosa a cui onestamente va dato atto, di grande coraggio e di veramente puntare sui giovani, non a chiacchiere come fanno gli altri, perché gli altri fanno le chiacchiere, li acquistano e li parcheggiano in panchina. Lecce li fa comunque anche giocare, secondo me è una società che gestisce sempre al massimo pure le uscite. Io penso a Baschirotto, ad esempio, a Krstovic, giocatori con cui hai fatto comunque salvezze importanti, con cui sei riuscito comunque a lasciarti bene. Ne ho parlato di recente anche in diretta col presidente Sticchi Damiani ed era molto soddisfatto umanamente anche di questo. Poi secondo me a Lecce c'è anche la consapevolezza che fare 4 anni in A, 1 di B, 3 di A, 1 di B è anche nella naturalità, nella normalità di un club di quella dimensione lì, che però non si vuole porre limiti perché ha quella dirigenza là. Il Sassuolo secondo me è un po' in ritardo su certi aspetti, non ha cominciato bene
soprattutto con il Napoli era un po' proibitiva, poi diciamo poteva strapparlo un punto con la Cremonese. La Cremonese è partita bene, però voi Nicola lo conoscete benissimo, aveva fatto bene dopo, l'aveva subotorata che la vittoria a San Siro poteva dare qualcosa di inaspettato, infatti stava per arrivare una roba tragicomica contro il Sassuolo, però ad esempio si è mossa bene, tolgo Vardi perché Vardi è un altro tipo di acquisto, però sono arrivati tutti i giocatori di categoria, Baschirotto, Pezzella, e Terracciano, Bondò, Audero, qualcuno me lo scordo sicuro perché Sanabria. Per me la squadra per salvarsi, cioè, ha fatto un ottimo mercato, però poi insomma poi ha un allenatore esperto da questo punto di vista, come non era successo l'altra volta, e ci siamo. Pisa è evidente che è un po' in difficoltà perché l'ossatura è quella dello scorso anno, capiamo se Gilardino riesce per miracolo. Il Genoa un po' così e così, c'ha Valentin Carboni che deve essere per me una delle stelle della stagione, soprattutto del Genoa. Poi altre Verona punto interrogativo perché è sempre il solito mercato, però ripeto, bisogna poi vederle sul campo queste situazioni. Luca? Giallo, io invece ti chiedo un parere su Belotti, nel senso che è l'ultimo acquisto in ordine temporale da parte del Cagliari. Ci sono tanti dubbi sul Gallo Belotti, nel senso che nessuno mette in dubbio la sua esperienza, la sua fame probabilmente, perché ha sicuramente voglia di mettersi in discussione, però i dati parlano che negli ultimi 5 anni, diciamo, il suo score realizzativo è diminuito sensibilmente, quindi qual è l'aspettativa secondo te? Cioè il Cagliari ha preso Belotti per dare esperienza, per dare peso all'attacco e per sperare che possa insomma tornare non quello del Torino, ma un attaccante che possa almeno sfiorare i 10 gol. Allora lui dopo l'esperienza con il Toro ha avuto soprattutto la Roma, è andata bene a livello di impegno, non bene a livello realizzativo, cioè lui a livello realizzativo dopo il Toro si è totalmente bloccato, però poi ha scelto male se non malissimo le destinazioni, che ha fatto Firenze in un momento strano, poi è andato a Como. Il progetto è un progetto che non ingloba, soprattutto quello di Fabregas, questi giocatori di qua. Poi farà fatica anche Morata, anche se è un giocatore diverso, però non è un caso che il Como esalta le caratteristiche tecniche specifiche, non esalta la combattività, la cattiveria sotto porta come porta Belotti. Poi è andato al Benfica, anche lì non è proprio la dimensione. Secondo me, con grande rispetto, lo sapete, della piazza, Cagliari può essere la sua dimensione. Il titolare per me c'è, Belotti può fare da spola, può arrivare in momenti di difficoltà, se si accende può essere cavalcato, ma deve partire tranquillo, e Cagliari però con il suo amore, con il suo affetto, con la sua voglia di calcio può essere la piazza vera che gli possa trasmettere quell'energia che a lui serve. Lui serve avere l'energia del popolo. Questo può essere minimamente la cosa che ci aspettiamo da questa avventura. Non mi aspetto 15-16 gol, io mi aspetto onestamente 7-8 gol distribuiti bene, ma soprattutto un apporto di cattiveria importante, come tra l'altro hanno portato tanti giocatori negli ultimi anni. Penso a Mina, penso a Luperto, giocatori che tra l'altro stavano anche andando un po' nel dimenticatoio, che invece stanno riuscendo a essere leader emotivi e tecnici della squadra. Sì, allora, altra domanda da parte mia, Gianlu, perché è stato un mercato in generale un po' particolare, nel senso che forse anche nell'ultima settimana si aspettavano più colpi distribuiti, diciamo così, no? All'interno degli ultimi giorni, e invece alla fine è arrivato tutto o quasi all'ultimo giorno. Cioè penso al Milan che riporta Rabiot in Italia, penso alla Juve che prende Openda e chi è l'altro che mi sfugge, è Zegrova dal Lille, proprio all'ultimo giorno. Tra l'altro poi su queste cose chiederemo a Luca Di Leonardo anche in chiave fantacalcio, perché insomma sono giocatori che vanno sicuramente valutati anche da quel punto di vista. L'Inter che prende Akanji all'ultimo dando via Pavard, insomma. E tu ti aspettavi anche un'evoluzione di questo tipo del mercato nazionale? Sì, perché per le società è comunque un respiro sgravarsi la mensilità di agosto.
Se un giocatore arriva al 1° settembre vuol dire che non gli hai pagato agosto, se arriva al 27 di luglio vuol dire che gli devi pagare agosto, e quindi per un movimento calcistico che un altro po' non mette neanche la carta igienica dei bagni degli stadi, perché dice no, lo stadio non è mio, quindi non ci devo fare niente, capirete che anche sgravare una mensilità di un giocatore che sia top o che sia non top è comunque, ripeto, un minimo di respiro. Questo, al di là dell'ipocrisia, tutti i dirigenti lo sanno, diciamo, io lo dico spessissimo ai tifosi che ci dicono perché arrivano all'ultimo giorno, sia perché per la legge del mercato quando hai più bisogno di vendere o di comprare si trovano le soluzioni a livello economico per vendere o per comprare, ma è evidente che se non ti devo pagare una mensilità di stipendio, se posso non te la pago, soprattutto stipendi importanti come penso a Ganci, come penso che avranno Zegrova e Openda, quindi me li aspettavo tanti movimenti. Mediaticamente mi aspettavo che il Milan a Rabiot lo facesse vedere, e questo è un plauso all'Inter, che si vede che ha respirato al momento di difficoltà, perché all'Inter comunque è gestita da dirigenza che di calcio ne sa e sa che anche ai tifosi è giusto fargli vedere i calciatori, cioè non dire sì, l'abbiamo preso stile Rabiot, poi arriva, sì, ma Rabiot dov'è? C'è Odogu, chi è Odogu? Cioè, questo si chiede il tifoso del Milan, capito? Cioè il tifoso ha bisogno della materialità, cioè il tifoso non è un'entità scorporata soltanto che fruisce del contenuto in Indonesia, a Kuala Lumpur, in Thailandia o in Antartide o in Alaska, cioè il tifoso ti sta dietro casa, magari lo vuole andare a vedere Rabiot perché ci vede Allegri lì, quindi lì non l'ho un po' capita la strategia del Milan. Per il resto tutto sommato tutto quanto nell'ordine. Magari mi aspettavo che ci fosse un rilancio per Lookman, anche se per come si sono messe le cose e per come purtroppo sta lavorando l'entourage del ragazzo la vedo difficile la situazione. Vediamo se la Turchia possa assistere l'Atalanta, anche se avendo visto l'Atalanta da vicinissimo in queste prime 2 giornate, forse l'Atalanta gli farebbe comodo cercare di ricucire, perché Lookman in questa squadra che manca di cattiveria, manca di precisione di sottoporta, manca di cinismo, è essenziale. Proprio sul mercato, perché hai parlato di Lookman come colpo mancato, quindi tolto Sì. Lookman, qual è il colpo mancato di quest'estate? Cioè quello che si è sfiorato secondo te e poi alla fine, perché io per esempio penso a Colomboani che inseguito dal 1° luglio, mollato Sì. il 1° settembre per tutta una serie di cose che poi sono state definite anche chiaramente dalla stagione. Penso a Vlahovic che doveva andare via, che invece resta, che segna 2 gol in 2 partite, insomma. Lookman, Colomboani poi? Io penso che Lookman ha la palma d'oro del colpo sfumato. Colomboani ci metto però fra un asterisco, perché comunque sia era molto legato all'uscita di Vlahovic, però la situazione di Vlahovic era una situazione pesante. Secondo me la Juve ha tanto sottovalutato la situazione di Vlahovic, ha sottovalutato il mercato che non aveva per tutti i motivi che sappiamo, ha sottovalutato secondo me anche l'entourage del giocatore, perché quando i giocatori vengono spostati vuol dire che materialmente e fisicamente ci sono agenti intermediari che lavorano per cercare, per crearle anche le trattative, e forse chi gestisce Vlahovic aveva la superbia di poter schioccare le dita, dire Vlahovic in uscita arriveranno 1800 richieste, zero se non Turchia, e il Milan che però aveva limitate risorse. Quindi Colomboani ti metto un asterisco proprio perché era legata alla situazione Vlahovic. Ci possiamo mettere Sancho perché la Roma minimamente, massimamente lo ha inseguito. Ci metto anche Leoni perché secondo me si poteva fare qualcosa di più per le italiane. È ovvio che il Parma ha fatto benissimo a sfruttare l'occasione, benissimo, però io qualcosina in più avrei cercato di fare, onestamente. Bene, l'ultima per me, poi non so se Luca e Matteo hanno un'altra domanda. Da chi ti aspetti di più degli acquisti del Cagliari in questa stagione? Hai detto Foloruncio, però sì. insomma. Guarda, perché ne parlavo con Claudio, la ragazza che saluto, che tifa Cagliari, mi fa una capoccia così, con secondo me il più grande acquisto che ha fatto il Cagliari, dare fiducia a questo allenatore. Ora io non lo so, Ecco. Fabio Pisacane cosa avrà, voi lo sapete, io l'ho seguito con la Primavera, ha fatto un progetto secondo me importante, ha delle ottime idee, poi è evidente che farle in primavera è una cosa, ragazzi, non voglio vendere fumo ai tifosi del Cagliari, il Cagliari si deve salvare, punto. Come? Non lo so, se riesce poi anche, non dico a esprimere il bel calcio perché non me ne frega assolutamente nulla, ma a portare un'identità che sia difensivista, che sia di palleggio, di contropiede, non me ne frega nulla, ma che possa portare qualcosa, un'identità. Però c'è un ragazzo che ha la prima esperienza in Serie A,
va con questo atteggiamento, gioca in casa contro la Fiorentina, che è comunque una squadra di livello rispetto al Cagliari, e fa la partita che fa anche con un pizzico di fortuna, ma era stata sfortunata in altri frangenti, e fa quella partita che fa al San Paolo, facendo anche nel finale dei cambi non conservativi e essendo credibile. Secondo me questo sarà il vero grande acquisto del Cagliari, e spero, come tra l'altro ci ha detto anche il presidente Giulini, che gli si dia però fiducia vera, perché è un ragazzo che comunque non è stato preso e buttato a fare la prima squadra, ma che si è fatto 2 anni e mezzo un percorso comunque sia più o meno, al di là della Coppa Italia che ha vinto, perché poi la vittoria del trofeo in primavera è anche estemporanea e può essere fortunosa, ma proprio per la credibilità e per il percorso io spero che possiamo ritrovarci qui anche nelle prossime settimane a commentare una crescita anche da parte sua. Non è facile, ma spero che sia così. L'ho visto da vicino, ho visto una persona appassionata di calcio che vuole creare qualcosa, quindi voglio anche dargli questo messaggio e la vicinanza, anche per un motivo affettivo, perché averlo visto vincere un trofeo e la sua commozione è stato molto molto bello, onestamente e professionalmente. È vero. Va bene. Luca, Io posso fare l'ultimissima domanda. devi fare Giallo, e l'ultimissima. poi, Non lo faccio il e poi ti fantacalcio, lascio. non No, sta. non è per Ma il non lo fantacalcio, faccio. però è legato a quello che hai detto sui Però è giovani. legato al fantacalcio. No. Senti, come è No, listato faccio il Ristagno? Come è listato Ristagno? C. Prendete Sì. Ristagno Però gioca vedi che nei sei tu due che a la parte. fai la domanda. No, io vedo perché ti cerco di attrarre anche il tuo Pellegrino Ristagno? No, Due avanti? Cutrone o Dici che Ristagno. gioca a Cutrone o Ristagno? E Pellegrino in panchina? No, però comunque c'è il Parma c'ha tanta roba, perché se gioca comunque così nei due c'è un Ristagno che non è Masma, è un giocatore pazzesco per l'energia che ci mette. Comunque, vai alla domanda. La domanda è, ti ha stupito Palestra dal primo minuto nella sfida contro il Napoli? No, Palestra è un ragazzo dalle doti atletiche pazzesche, perché per dirvi non ha quasi mai fatto primavera all'Atalanta, ha fatto under 23, ha un'esuberanza fisica che non è comune per l'età che ha, deve sgrizzarsi secondo me, ha dei difetti ancora nella gestione del pallone, però cioè, se lo riesci a far entrare a regime, se lo riesci a mettere nelle condizioni di esprimersi alla grande, può essere una delle grandi sorprese di questo campionato, perché un ragazzo che comunque a Bergamo ci fanno tanto affidamento, poi sicuramente non era questa l'Atalanta in cui poter emergere, questa qua di Juric in grande ridefinizione, quindi hanno fatto bene a mandarlo, a fargli giocare, a fargli mettere minuti, poi farà panchina, può fare destro, può stare a sinistra, è anche molto polivalente, però spero che venga anche come dire messa in evidenza, premiata quella che è un'esuberanza fisica per un giocatore del genere, un'età del genere, fuori dal comune, quindi io ci credo anche lì, può essere un'ottima sorpresa per quest'anno. Grazie Gianluca Viscogliosi, amico e collega di Sport Italia. Gianlu, questa è casa tua, quindi Alla ci prossima, rivedremo quando sicuramente volete, a quando presto. volete ragazzi, Va bene. sono a vostra disposizione, un abbraccio. Grazie Un abbraccio, mille. Ciao, grazie a Gianlu, buon Gianluca, lavoro. buon lavoro. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, in attesa del secondo ospite, che è Vittorio Pugedu, ricordiamolo. Zizzo, ci sono un paio di domande che sono arrivate durante l'intervento di Gianluca che ti volevo sottoporre. Vediamo un po'. Intanto salutiamo Giancarlo Cornacchia, che non abbiamo salutato prima. Dice il Cagliari non ha preso un terzino a sinistra perché c'è già pronto Luca Di Leonardo. Allora siamo messi bene, aggiungo io. Allora siamo messi bene. Eccola qua, questa di Music 464. Ora capisco perché è stato ceduto Macumbu lì a giocarla di prima come contro il Napoli. Lui non sarebbe stato in grado, anche se a me è un giocatore che piace tantissimo ed è stato svenduto. Come la vedi questa analisi? Macumbu è stato ceduto perché era in scadenza di contratto ed era difficile il rinnovo se non a cifre superiori di quelle che prendeva. Il giocatore, conosciamo un po' le qualità del suo rappresentante, che è lo stesso di Seško, di Prelet, insomma, è riuscito a darlo in Turchia a una cifra relativamente bassa, però anche il Cagliari ha coperto una cifra bassa, ed è il classico giocatore che quando c'è riceve delle critiche, quando non c'è, oh mio Dio, è stato ceduto a Macumbu. Macumbu è un giocatore che a me personalmente piace tanto e credo che in questo Cagliari ci sarebbe stato benissimo, però ha anche detto che il Cagliari
ha fatto un processo anche di cambio di guida tecnica per far crescere, ad esempio, Prati. Se tu tieni Macombu, poi stai un po' sacrificando nuovamente Prati, quindi diciamo che certe manovre sono state fatte anche per costringere, non tanto dire a Pisacane di far giocare Tizio Caio e Sempronio, però se tu ovviamente dai alternative diverse a quelli che vuoi spingere, che ritieni essere pronti per fare il salto, ovviamente devi cedere chi può rubarti il posto. La stessa cosa è successa per Robert Idrissi, non è che Augello non è stato rinnovato perché piaceva non rinnovare Augello non è stato rinnovato perché chiedeva un triennale all'età che ha, e c'erano Robert e Idrissi da far crescere, e se resta Augello, Robert e Idrissi non crescono mai e magari li perdi. Quindi poi, ripeto, Augello, Macumbu, Marin, non è che c'era la fila di Fiorentina, Bologna, Juventus, Aston Villa. Marin è andata all'Eca Atene, Macumbu è andata al Samsunspor, Augello è andato in Serie B al Palermo, Viola sta ancora cercando una squadra, quindi non mi sembra che ci fosse la fila per prenderli, e quindi sia stata, non voglio sputare sul piatto dove il Cagliari ha mangiato negli ultimi anni anche abbastanza bene, però non parliamo di cose clamorose. E l'altra domanda, prima di salutare Vittorio Pugedu, che poi la sottopremo anche a lui, ma questi difensori centrali nuovi secondo voi faranno alla fine di Azzidia cosa Vietesca? Perlomeno uno è giovane. Un altro commento: Zé Pedro mi puzza di Vietesca, potrebbe esserlo, ma quando Rodriguez assolutamente no, giovane, abituato a essere sotto pressione giocando in stadi come quello del Peñarol. Passaggio sui difensori. Io ieri ho detto una cosa, ma che poi non so se sia condivisibile da parte tua. Vietesca e Azidiakos avevano molta più pressione e responsabilità perché arrivavano per fare i difensori titolari del Cagliari. Zé Pedro e Rodriguez vengono per fare le alternative, e quindi questo cambia tutta la prospettiva. Assolutamente. Sì, è quello, l'ho detto anche prima citandoti, quindi come non essere d'accordo. No, parliamo proprio di due situazioni completamente diverse, poi i giocatori magari potranno deludere come hanno deluso gli altri due, però c'è una fase di passaggio e di ambientamento che gli viene garantita al contrario di quello che è stato fatto con Azidiakos e Vietesca. Azidiakos in Danimarca sta facendo bene, magari il suo livello, Vietesca è stato sfortunato, si è fatto male. Poi io volevo anche aggiungere che secondo me si sta anche un po' sottostimando l'arrivo di Belotti, perché Belotti è vero che non ha fatto grandissime cose negli ultimi anni, però Belotti può essere, diciamo che è in un range che va da Petagna a Borriello come possibilità, perché Borriello, se andiamo a vedere, prima di Cagliari aveva fatto forse 7-8 gol nelle precedenti 4 stagioni, risaliva al Genoa, alla stagione buona di Borriello, ed era arrivato da svincolato. Petagna aveva fatto più o meno altrettanto, aveva fatto una stagione buona a Bergamo e poi si era un po' perso. Secondo me Belotti come volontà, come voglia, come essere un professionista tutto tondo è più Borriello di Petagna. Poi secondo me si metterà un po' a metà. Belotti, questo gallo può essere ferro, può essere piuma, ferro o piuma. Bella questa, piuma del gallo, vediamo un po'. Molto bene, secondo me è un colpo sottostimato per le potenzialità che aveva il Cagliari sul mercato. Secondo me è la scelta migliore che potesse fare. Lo chiediamo a Vittorio Pugedu, Luca Di Leonardo, cosa ne pensa dell'acquisto di Andrea Belotti dal Cagliari. Lo facciamo entrare. Eccoci. Buongiorno qua. Vittorio, Ciao, ben Vittorio. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come stiamo? Bene, diciamo bene, dai, non ci lamentiamo, mai lamentarsi, c'è chi sta meglio, c'è chi sta peggio, è il mio detto, perciò mai lamentarsi. Mi sembra il giusto approccio. Allora iniziamo subito, commento su Belotti, prima che sul mercato del Cagliari, cioè iniziamo proprio da Belotti, poi andiamo a ritroso. Guarda, Belotti lo considero un giocatore che può fare bene a Cagliari, un giocatore che quando in campo dà sempre tutto, il 100%, un po' come, per citarne uno che è già presente nel Cagliari, che è una bandiera De Iola, che tutti criticano, ma che poi in effetti è uno dei pochi centrocampisti che fa la differenza in campo, anche se non si vede, è uno che recupera 100 palloni, ti fa qualche gol, di testa le prende tutte lui. Prima ho sentito che stavate parlando di Prati,
Prati secondo me in questo momento è ancora un giocatore né carne né pesce, nel senso che in tutti gli anni, 3 anni che è a Cagliari, non ha mai dimostrato realmente il suo valore, credo che il tempo lo abbia anche avuto. L'ho visto meglio in nazionale, forse gioca o gioca nel suo ruolo naturale, oppure c'ha dei compagni di squadra che lo fanno giocare meglio, però in questo momento nel Cagliari non mi ha mai entusiasmato il suo tipo di gioco, non ho mai visto una verticalizzazione giusta, un passaggio smarcante importante per i compagni. Non è una critica, perché è un ragazzo giovane, c'ha molto da lavorare e da migliorarsi, perciò questa è una critica che deve essere positiva per cercare di far migliorare il ragazzo, assolutamente questo. E per quanto riguarda Belotti, ripeto, è un giocatore che secondo me può far bene, può essere una spalla ideale per far crescere questo Esposito, che io reputo qualitativamente più forte di Piccoli, forse meno forte a livello fisico, però qualitativamente credo che sia migliore di Piccoli, e credo che possa fare bene a Cagliari. Giudizio invece complessivo, Vittorio, su questo mercato del Cagliari, mercato comunque non banale, abbiamo detto anche ieri. Ma guarda, il mercato del Cagliari probabilmente in base alle potenzialità di acquisto che ha avuto il presidente Giulini. Credo che non conosco questi 2 ragazzi centrali difensivi che sono arrivati ultimamente, non avevo mai sentito parlare di loro, perciò adesso sarà tutto da vedere come... purtroppo sono stati 2 giocatori precedentemente acquistati dal Cagliari, 2 centrali difensivi che avrebbero dovuto fare la differenza, che poi invece non l'hanno fatta, che l'anno scorso sono stati ceduti ad altre squadre, e speriamo che questi invece riescano a fare bene. Reputo la coppia difensiva del Cagliari in questo momento quella che sta giocando la più affidabile, anche se sono dei giocatori che, nonostante l'altezza, qualcosina purtroppo in fase difensiva di testa soprattutto lasciano alle altre squadre. Basta guardare il gol di Mandragora della Fiorentina, che hanno tutti e 2 posizionati in modo sbagliato, Luperto troppo avanti e Mina invece dietro all'uomo che poi ha fatto il gol. Luca? Vito, allora, tanto ci sono stati tanti utenti che ti stanno scrivendo. Allora, Alessandro, Vittorio Givalo, nella tua zona cala domestica, il più forte terzino Pugedu dopo Roberto Carlos, e poi grandissimo Vittorio Pugedu, un giocatore che infogava nella cavalcata UEFA ad avercene giocatori così. Su questo, Vito, ti chiedo un giudizio su Idrissi, che è un giocatore che potenzialmente può far bene, è cresciuto negli ultimi anni, primavera, Serie B, e quest'anno la possibilità di giocare in Serie A. Come reputi questo giocatore? Visto che è un po' diverso rispetto a te, è più offensivo rispetto a essere difensivo, però tu hai un po' più di corsa al di là del tiro, vabbè, che quello lo sappiamo, insomma. Ma guarda, nelle prime uscite, devo dire la verità, l'ho visto abbastanza bene. Mi sembra un po' leggerino sotto l'aspetto fisico, però credo che c'è solo da migliorarsi qui nel Cagliari, giocando, sperando appunto di vederlo in campo, può solo che migliorare. Credo nelle prime 2 partite un po' tutto il Cagliari abbia fatto vedere delle buone cose. A Napoli purtroppo si è preso gol in pratica a tempo scaduto, mancavano 30 secondi circa a finire la partita, e credo che il Napoli non abbia meritato assolutamente la vittoria, anche se bisogna dire che la supremazia c'è stata in tutta la partita da parte del Napoli, però il Cagliari non aveva mai rischiato niente fino a quel momento. Per quanto riguarda il Cagliari, ripeto, mi piace il suo modo in questo momento di esprimere il calcio, di non essere difensivo ma bensì propositivo, quindi questo potrebbe essere una cosa interessante per il proseguo del campionato. Naturalmente sappiamo che siamo ancora nelle prime 2 giornate di campionato, ne mancano ancora 36, quindi il campionato è ancora lungo, ci sono tante partite da giocare. Domenica abbiamo, credo, già uno scontro diretto col Parma, che potrebbe essere una squadra considerata come il Cagliari, mischiata nella lotta per la salvezza, quindi credo che già domenica, o quando giocheranno, perché adesso ormai non si capisce più se giocano di venerdì, sabato o di domenica, bisognerebbe stare tutti i giorni a controllare i calendari. Comunque, al di là di questo, quando giocheranno ci auguriamo che il Cagliari faccia un'ottima prestazione che porti via i 3 punti fondamentali, perché
sono con una squadra a pari qualità. Zizzo? Sì, io volevo chiedere, intanto, buongiorno Vittorio, io volevo chiedere qual è secondo te il giocatore del Cagliari che potrà essere la sorpresa di quest'anno, a parte quelli che magari hai già citato, quello da cui magari ti aspetti un salto di qualità o che magari è un po' sotto traccia e potrebbe dire la sua rispetto ad altri nomi un po' più quotati. Guarda, credo innanzitutto Caprile che sia un ottimo portiere e che il Cagliari abbia fatto molto bene a tenerlo in rosa, perché credo che lo scorso anno, da quando è arrivato lui, abbiamo visto in fase difensiva un altro Cagliari, ha dato più sicurezza al reparto difensivo, ha fatto delle ottime parate e non banali, parate importanti, quindi voglio dire, il valore del giocatore non si discute, quindi già aver tenuto lui mi sembra un ottimo acquisto. Avrei, come ha fatto il presidente, dato via Zortea, perché secondo me è un giocatore che può essere rimpiazzato con uno di quei giovani che adesso abbiamo inserito in squadra. Macombu, un giocatore lo stesso che se vogliamo far, come ho detto prima, far crescere Prati, deve sentirsi forse un po' più libero del gioco che deve fare, che può fare, senza avere magari degli altri giocatori che potrebbero impensierirlo, quindi a mente lucida potrebbe giocare sicuramente meglio senza concorrenza, però credo che questo, secondo me, potrebbe essere l'anno di Esposito, anche se lo scorso anno l'ha dimostrato nell'Empoli facendo un ottimo campionato, se non ricordo male ha segnato 9 o 10 gol, adesso non ricordo male, però era sempre presente nel gioco, nelle azioni preoccupanti dell'Empoli, quindi credo che sia questo l'acquisto che potrebbe fare la differenza quest'anno, senza niente togliere a tutti gli altri, che ripeto, uno come De Iola in un Cagliari così, che serve gente che lotti, che corra e che si sudi la pagnotta, credo che continuerà a fare bene per questo Cagliari. Lo so che uno dei punti critici del Cagliari, secondo tanti, ma non secondo il mio modesto parere, e soprattutto credo anche da parte degli allenatori, perché se tanti allenatori sono passati a Cagliari o l'hanno venuto in tante squadre e ha sempre giocato, forse un motivo ci sarà. Guarda, non dirlo a me, che faccio le pagelle ogni volta che metto un voto sopra il 6 è un dramma, perché è lenta maestà. Secondo me, per esempio, De Iola a Napoli ha fatto una partita clamorosa, dal punto di vista proprio del tattico, di intelligenza, ha fatto proprio una partita incredibile. Poi risalta l'errore tecnico, quei 2 o 3 passaggi, però c'è tutto il resto che secondo me dovrebbe risaltare molto di più dell'errore tecnico, però sappiamo come funziona nel calcio televisivo, la poca pulizia fa più notizia di quello che si vede meno. E quindi, bravo, hai detto bene, che si nota sempre l'errore di un passaggio in una partita che non quello che si fa in 90 minuti di recupero palloni, di colpi di testa per liberare l'area o comunque tante altre cose, e se non ricordo male credo che De Iola sia anche uno che qualche gol ogni campionato lo fa, e questo non è una cosa da dimenticare. Vero. Verissimo. Vito, ti giro un'altra domanda a parte del nostro utente. Dice: secondo te, Vittorio, il Cagliari di oggi ha lo stesso spirito combattivo che aveva la tua generazione? Allora, lo spirito combattivo non lo so, le qualità credo che i nostri periodi, o perlomeno il calcio di allora, fosse più qualitativo che non di quantità, quindi non per niente arrivavano tutti i migliori giocatori stranieri del mondo, volevo citarne alcuni per chiarirci: Maradona, Platini, Zidane, Van Basten, Gullit, per citarne alcuni, ma giusto Sì, alcuni. infatti, sono tantissimi. Appunto, quindi credo che allora si giocasse un calcio più bello, più spettacolare. Adesso è un calcio fatto di tattica, di molta tattica. Tu devi fare questo movimento, tu devi fare quest'altro, e non c'è poca inventiva, poca fantasia da parte di tutti i giocatori. Forse gli ultimi giocatori fantasiosi italiani sono stati Totti e Del Piero, e credo che
per rivederne qualcuno come loro dovremo ancora sudare e aspettare tanto tempo. Verissimo, verissimo. Fra? Sì, c'era un'altra domanda per Vittorio che ne ha già in parte parlato, però ti chiedo un parere sulla catena di sinistra del Cagliari, quindi Obert, Idrissi, eventualmente anche altri che possono giocare sull'esterno più in attacco. Cioè, come vedi la fascia sinistra? La vedi competitiva o c'è ancora tanto da lavorare? Chiede Gianluca. Beh, guarda, da lavorare innanzitutto c'è sempre, perché mai essere soddisfatti di quello che si fa, bisogna sempre migliorarsi e credo che i ragazzi che sono in rosa adesso nel Cagliari ne abbiano la voglia e le potenzialità per poterlo fare, per migliorarsi, lavorando nel miglior modo possibile, seguendo le indicazioni del gruppo storico e dell'allenatore. Credo che la catena di sinistra, io per il mio modesto parere, Obert credo che in questo momento sia quello che mi dà più garanzie sulla fascia. Credo che lui già nel settore giovanile del Cagliari, se non ricordo male, facesse il terzino sinistro e poi l'hanno adattato a fare il centrale difensivo, che secondo me non ha le potenzialità per poterlo fare perché è un po' troppo leggerino sotto alcuni aspetti. Invece credo che sulla fascia possa dare il meglio di sé. Però, ripeto, c'è da lavorare e credo che si possa lavorare, perché ha voglia di migliorarsi, lo vedo, il ragazzo anche nelle ultime partite ha fatto molto bene e quindi l'allenatore, sta adesso l'allenatore e i compagni di squadra dargli una mano per migliorare il suo andamento, le sue qualità. C'è una domanda di Gianluca che dice: Idrissi in nazionale sarda, ti farebbe comodo Idrissi in nazionale, va detto questo. Guarda, devo dirti la verità, se noi dovessimo fare una nazionale con tutti i giocatori che abbiamo in giro sardi o comunque di origine sarda, faremmo una bella squadra, devo dire la verità, e quindi questo è quello che mi fa più piacere. Però sono già giocatori affermati, certo che se dovessero venire ci farebbe enormemente piacere, perché farebbero crescere anche gli altri ragazzi che sono nel gruppo. Però noi in questo momento stiamo cercando di, come abbiamo fatto nell'ultima partita con i 2009-2010 che siamo andati in Corsica a giocare una partita, cercare di far crescere questi ragazzi. Hanno fatto un'ottima prestazione, un'ottima partita contro dei ragazzi che giocano, quelli della Corsica, in tutte squadre professionistiche, e invece i nostri sono tutti in squadre dilettantistiche, perciò hanno fatto un'ottima prestazione. È vero che abbiamo perso i calci di rigore, però assolutamente quello non ci interessa e dobbiamo far crescere i ragazzi. E volevo dire su questo, credo che di quel gruppo che siamo andati in Corsica, un ragazzo credo che sia finito al Cagliari, nel settore giovanile del Cagliari, e 3 o 4 penso che li abbia presi la Torres, quindi vuol dire che evidentemente sono dei ragazzi che meritano, che hanno fatto bene, e non è di certo merito noi che li abbiamo visti, merito nostro che li abbiamo visti 3 volte in tutto, perché li abbiamo visti la prima volta a Serramanna che abbiamo fatto la selezione, poi abbiamo fatto una partita a Villacido contro il Parietà della Villacidrese e poi li abbiamo portati in Corsica la settimana successiva, senza, voglio dire, quasi nemmeno conoscerli, se non alcuni che avevamo già selezionato e già visti. E quindi devo dire la verità, siamo veramente contenti. Speriamo che adesso chi di dovere ci dia anche una mano, perché naturalmente questa nazionale sarda, soprannominata così o detta così, non può essere una nazionale, perché noi sardi non siamo una nazione, ma vorremmo entrare in un circuito che ci permetta di essere riconosciuti dall'UEFA. Stiamo cercando di fare quello, come la Corsica, come la Catalogna, come tanti Paesi Baschi e come tante altre realtà calcistiche, e speriamo di riuscirci, portando avanti questi ragazzi che hanno dei valori importanti e che magari sono stati meno fortunati di altri loro colleghi. Molto bene, ci stava questo excursus anche sulla nazionale sarda. Ovviamente, prima di salutarti Vittorio, domanda di Gianluca Lucano. Non è che Gianluca Festa? No, non lo so, non penso. Però ti chiede come mai non si tira più tanto in porta da fuori come succedeva ai tuoi tempi? Ma infatti l'ho già un po' detto prima, perché purtroppo il calcio adesso è cambiato molto, si vuole entrare dentro la porta con la palla, e questo è stato il gioco che poi credo che abbia fatto vedere il Barcellona di Guardiola. Ma il Barcellona di Guardiola aveva delle qualità importanti a livello di giocatori, Messi, Xavi, Iniesta,
tutti i giocatori che potevano veramente nasconderla la palla. Le altre squadre non hanno quelle potenzialità e quelle qualità che allora aveva il Barcellona. Io faccio sempre un esempio del miglior calcio che secondo me è stato fatto dal Milan di Sacchi, che però poi per seguire il modello Milan ha rovinato un po', ripeto, tutto il calcio, perché il Milan poteva farlo con dei giocatori importantissimi. Ho citato gli olandesi, ma vogliamo parlare di Baresi, di Maldini, di Costa Curta, di Tassotti, di tutti gli altri, di Virdis, di tanti giocatori che facevano parte della rosa del Milan, che però invece le altre squadre non avevano e che invece volevano imitare il Milan. E quindi secondo me quello è stato un po' da una parte positiva perché il Milan veramente ha fatto vedere un ottimo calcio, e un po' negativa sotto l'aspetto calcistico perché tutti hanno cercato di copiare quel modello e da allora in poi si è visto un calcio secondo me abbastanza monotono. Non c'è più, voglio dire in poche parole, quell'uomo che, per citarne alcuni, come Bruno Conti, che prendeva la palla e andava sulla fascia, saltava 2 o 3 uomini, metteva la palla in mezzo e faceva gol Paolo Rossi. Non ci sono più quei giocatori lì. Adesso si cerca di entrare quasi quasi con la palla in porta senza arrivare sul fondo, creare la superiorità numerica e mettere in difficoltà l'altra squadra. Vito, c'è sempre una domanda riguardante le tue punizioni. Vittorio, perché non torni ogni tanto a allenare i nostri ragazzi sulle punizioni? Le tue cannonate erano spesso più decisive dei tiri a giro che oggi si tentano sempre. Potrebbero imparare tanto. Guarda, quelle sono qualità che uno ha. Vedi, io non avevo la qualità del difensore. Se avessi avuto anche la qualità del difensore sarei stato sicuramente un giocatore ancora non importante, perché io importante non sono mai stato, sono sempre stato un giocatore che mi è piaciuto stare in campo, divertirmi, soprattutto quello, e dare sempre il massimo. Se avessi avuto anche la fase difensiva probabilmente avrei fatto meglio di quello che ho fatto, però sai, alcune doti uno le ha innate e non le ha, può migliorarsi. Io ho cercato di migliorarmi, magari in alcuni punti ci sono riuscito, in altri un po' meno, e quello lo stesso per quanto riguarda le punizioni. Bisogna vedere, ad esempio c'è gente che calcia molto bene, molto precisi anche nel tiro. Io invece calciavo molto forte e forse la precisione un po' era meno precisa. Ha fatto tanti gol, è vero, su punizione, però se avessi avuto anche quella caratteristica della precisione forse avrei potuto segnare qualche gol in più su punizione. Vabbè, diciamo che è andata bene, Vito, dai. Sì, non mi posso lamentare, guarda, devo dirti la verità, ho fatto una trentina di gol da professionista in partite ufficiali, quindi non mi posso lamentare. E soprattutto non mi posso lamentare perché ho sempre fatto quello che nella vita mi è sempre piaciuto fare, cioè giocare al calcio. L'ho fatto penso abbastanza bene, o comunque ho cercato di fare sempre il meglio. A volte ci posso essere riuscito, a volte meno, ma l'importante è qualsiasi cosa che uno faccia nel lavoro sportivo oppure nel lavoro quotidiano, negli uffici, che lo faccia con lo spirito giusto, con la voglia giusta, che il tempo non sarà mai buttato via. Perfetto. Vito, noi ti ringraziamo ovviamente della tua disponibilità, della tua presenza. Avremo modo di sentirci durante il corso del campionato, è sempre un piacere averti in diretta. E vedo anche gli utenti che insomma ti stanno scrivendo tantissimo. Il nostro Roberto Carlos. Ringrazio tutti, ringrazio a voi per la possibilità di avermi fatto parlare del Cagliari o comunque dello sport, e speriamo di risentirci al più presto. Ciao a tutti, grazie. Ciao Vittorio, a presto. Grazie. Ciao. Eccoci qua. Va bene. Direi che insomma anche oggi abbiamo avuto modo di... Allora tu sei Sfendi, stai girando. Poi uno diventa epilettico, cioè con questa, un po' come il gestione. campao dell'altro giorno. Esatto, girando, perché questa roba del senso orario gli è piaciuta tanto a Luca Di Leonardo. Va bene, Zizzolone, congediamo anche te prima della parentesi finale su Fanta 131. Sei messo bene in classifica o sbaglio? Come sei messo? Guarda, la prima giornata è andata terribilmente, la seconda invece è andata molto bene, secondo me. Ok, che numero c'è? Come sei in classifica? Apri l'app.
Sì, sì. Sì. Ieri Aspetta, mattina aspetta. sono calcolato. Ok, sono 283esimi. Ah, vabbè, allora buono. sei dietro. Però ho fatto Sì. malissimo la prima giornata. Avevo detto che eri in alto, invece non è così. Vabbè, chi è il migliore di No, noi, no. Luca? Hai controllato? No, non hai controllato. No, perché non so nemmeno il nome delle squadre di tutti, questo è il problema. Vabbè, dopo questa potremo anche chiudere con questa amarezza, dovuta al fatto che, vabbè. Va bene, Zizzolone, grazie. Ci Sì, rivediamo, figurati a voi. Grande Ci Matte. ci vediamo rivediamo presto. Prossimamente, chiaramente- quando vuoi Ci- sei sempre ci- il benvenuto, Sì, sì. attenzione. Io da domani mi trasferisco a Parigi, quindi non è Quartuccio, è a Parigi. Esatto, proprio Parigi. specifichiamo Parigi. Credo che sia Parigi, l'unica Parigi. trasmissione in cui serva specificare che Parigi Esatto. non è Quartuccio. Buongiorno 131. Però insomma anche per questo resta comunque un po' nella E da lì storia. vai Vabbè. e Pirri, come si suol dire. Allora, Belotti sbarcherà a Cagliari alle 14:40, lo possiamo dire, quindi perché in tanti chiedevano quando arriva Belotti, non l'abbiamo detto prima, lo diciamo adesso, 14:40, quindi se volete fare pranzo all'aeroporto, se avete qualche soldino da investire, poi per aspettare poi Belotti direttamente lì, tanto ci sarà il nostro ottimo Luca Di Leonardo, e forse non da solo. Attenzione, saluti al vincitore della seconda giornata, quindi ha vinto Christian, incredibile, andiamo a vedere? Va Vediamo bene. un po'. New team, Christian, no, questa è la classifica generale, devi mettere l'altra. Sì, VDA Rossoblu, certo, Val d'Aosta Rossoblu, certo, è Christian, Grandissimo. assolutamente, mitico. Va bene, Zizzo, Ciao. Asipiri, Grazie Matte. grazie Ciao, per essere ciao. intervenuto. Ciao, grazie a Al voi. nostro Buona Matteo giornata. Zizzola, per aver parlato con noi di mercato, insomma un commento sull'ultimo giorno di mercato del Cagliari. Chiudiamo appunto questa puntata di oggi con la solita appendice del Fanta 131 del martedì, caro Lucone. Sì, abbiamo qui il top 10 di giornata. Tra l'altro, la scorsa settimana mi pare che il voto più alto fosse stato 92. Vado così a 96, memoria. 96 forse. addirittura. Mi sembrava C'è molto stato- alto il voto. Comunque era sicuramente più alto rispetto a questa settimana, ma è anche vero che si sta segnando poco. Questo è il primo dato nelle prime due giornate. Quindi Val d'Aosta, Rossoblu, Esatto, 88,5 esatto. è grandissimo Christian. Poi c'è FC Pelati 88, quindi per mezzo punto vince la giornata. E poi Atletico Glioni, mettiamola così, Glioni, 87. Ti volevo lì, invece, ti volevo, c'eri quasi. invece no, e invece no. Glioni è stata bella, devo essere sincero. Molto bene, bravo. C'è stato bravo, bravo, un salvataggio in corner, in scivolata. Esatto, Tipo esatto. il colpo di testa di Folorunce e Gossens che la salva sulla linea, quello. Esatto, bravo. E poi, Ma insomma, i nomi abbiamo gli fantastici altri. Sì, comunque. vabbè. 300esima Io- squadra mi fa molto ridere. Anche Team Pringio non è male. Non è male. Sono bellissime. Io farei solo una puntata sui nomi. Esatto. Perché realmente ci sono altri nomi che qui non vediamo in classifica, ma che vediamo nella classifica generale. Complimenti alla fantasia. Ci sono anche doppioni, infatti, posso dirlo, lo dico in diretta, non c'è problema. E che problema c'è? Abbiamo dato i 66 punti per chi si iscrive si è iscritto dopo la prima giornata. Ricordiamo, ecco, apro e chiudo un'altra parentesi, il mercato da domani, ragazzi, perché siamo ancora un po' impelagati sul discorso mercato, aeroporto, quello e quell'altro. Da domani, siccome bisogna dare i crediti, i 6 crediti a chi si è iscritto entro la prima giornata e a chi è abbonato al canale 131, quindi va fatto per bene. Da domani apriremo il mercato. Ma poi magari Tanto- anche a livello di fantacalcio.it, anche il listone lo stanno finendo di aggiornare. Sì, cioè, avete visto che hanno già cambiato prendiamoci una certi giornata valori. con calma, dai. Sì, un giorno con calma. tanto non c'è campionato, quindi abbiamo e tra l'altro un altro consiglio vi voglio dare, spassionato. Ci sono le nazionali. Aspettiamo. Purtroppo le nazionali danno sempre cattive notizie. Purtroppo, è un dato di fatto. In generale parlo, chiaramente. Parlo della Serie A. Infatti lo ha Quindi scritto anche aspettiamo, Gianluca. vedi? È un dato di fatto. Purtroppo è una cosa garantita. 1, 2, 3
Purtroppo, ma poi No, abbiamo perché c'è, abbiamo già perché visto chiaramente c'è la voglia, no, di mettersi certo. di nuovo a fare Certo. mercato, però anche in passato, insomma, a me era capitato tra l'altro, non l'anno scorso, un paio d'anni fa, proprio al mercato di riparazione così, e dopo le nazionali io faccio la fessata di prendere uno, cioè di cedere uno, di prendere un altro, adesso non ricordo i nomi, però insomma comunque così, e di fatto quel giocatore non l'ho mai avuto a disposizione, cioè io l'ho tesserato, si è fatto male tipo 2 mesi, una cosa del genere, e quindi poi l'ho dovuto anche subito cedere nella finestra successiva. Adesso non ricordo chi era, però comunque La vabbè, finestra successiva che arrivava dopo quanto? dopo un mese tipo. È andata anche Ed bene. era ancora infortunato. Sì, infatti dico, mi è andata bene, però di fatto avevo bruciato uno slot così. Quindi, ragazzi, siccome le Non bisogna aver nazionali fretta. tolgono più che danno, al Sì. fantacalcio Sì, soprattutto. sì. Fantacalcio è un danno assoluto. Bene, vogliamo No. anche la classifica generale, anche se Andiamo solo dopo adesso. 2 giornate, però insomma... Dove New Team 169, Ocho Armocho, bellissimo. Fantastico. 167 Beh, chiaramente mezzo. sono tutti attaccati, ecco, insomma, perché è chiaro, Sì, poi ancora presto. fa ridere, io credo di avere tipo 8 o 9 punti di distanza dal primo, ma sono 102esimo, perché comunque con oltre 500 iscritti, insomma, ci sta poi alla fine. Bene, e io sai che penso di essere molto molto in basso. Sì? Sì, sì. Perché ho fatto due giornate da schifo. Beh, vedi, Tracada dice peggior sfiga dal Fanta anni fa, non dipendente dalla nazionali, ma doppio crociato di Demiral e Zaniolo in un Roma-Juve. Brutto, così è brutto, eh? Tra l'altro Zaniolo che ritorna di nuovo in Serie A con l'Udinese. È un po' il discorso legato alle due scommesse, da una parte Belotti Cagliari e dall'altra Zaniolo Udinese. Esatto. Il Però co- parliamone giovedì di questa roba. Esatto, sì, sì, perché Bravo. giovedì, ricordiamo, Ecco. faremo comunque la puntata dove andremo ad analizzare il mercato, le guide, i singoli giocatori, pregi e difetti, insomma, per quello vi dico, Esatto. aspettiamo anche a fare il mercato, perché comunque magari ci sono più delucidazioni, magari parlano i giocatori, parla qualche allenatore, perché alla situazione attuale c'è molto caos, tanto Sì. caos, Io, quindi... io farò proprio direttamente giovedì prossimo. Cioè, capito? Il mercato. Il mercato all'altra... Sì, Cioè, beh, aspetto un'altra settimana, vediamo Sì. un po'. Tanto il giovedì più o meno sono rientrati tutti i giocatori. Sì, sono forse no, Eh, finite tutte, è vero, tutte le nazionali che ricordiamo giocano 2 partite di media. Esatto, e quindi poi non so se volete fare, cioè il mio è un consiglio, nel senso, io Certo. farò così, poi voi siete liberissimi di fare come volete, ma in ogni caso noi lo apriremo domani il mercato. Ecco, Domani. magari l'altro consiglio che posso dare, e poi lo diremo anche bene giovedì nella trasmissione del Fanta, magari questa settimana iniziate a sondare, cioè a vedere un po', a farvi 2 calcoli, però non decidete ancora. Cioè prendetevi questa settimana di tempo abbondante, ok? Perché tanto il mercato sarà da mercoledì, che è domani, a sabato mattina, giusto? Perché giocano di pomeriggio. No, venerdì però sera fai? sì, lo chiamiamo il Lo venerdì fai perché venerdì così. sera? Sì, 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 Ok. sì, sì. Perché la prima partita Quindi pare che sia alle avete- 15 sabato. Il Cagliari sì. sabato alle 15. Quindi avete una Quindi- decina di giorni fondamentalmente per capire, per vedere. Io vi direi di fare così. Vi prendete 10 giorni per valutare, vi vedete un po', controllate i prezzi, chi è salito, chi si è abbassato, chi è arrivato, chi è stato appena listato. Cioè, per esempio questo Zegrova o Zegrova, insomma, Allora, che ti si posso voglia. dire, Eh, allora, la Juve gioca con Seisao, gioca con Ildiz e con David, ok? Questi sono i Mhm. 3. Poi ha Vlahovic, ha Zegrova Openda, e ha Openda. Quindi ne ha 6. sì, Sono 6 che sono tutti e 6 titolari. Ricordiamo Sì. anche il discorso fatto prima con le 5 dei cambi. cambi. Quindi sul discorso della titolarità, questo è un discorso che ormai deve finire. Ci sono Certo. 16 titolari. Quindi non ragionate, ah ma questo non gioca. Ricordatevi, ci sono dei giocatori, mi viene ad esempio Pedro della Lazio, che rendono meglio da subentranti.
Quindi Sì, sì. non andate a lavorare sugli 11, lavorate sui 16. Nella Juve io continuo a dire che i titolari sono titolari che giocano al primo minuto, David, Conceição e Ildiz, ma non vuol dire che non troveremo un Vlahovic titolare, un Openda titolare. Questo è il mercato, quindi occhio, guardatevi le guide su tuttofantacalcio.it, sono aggiornate, ieri sono andate alle 2:30 per aggiornarle, quindi vi dico solo questo, andate a controllarvele, sono tutte aggiornate con i ballottaggi, gli indici di acquistabilità, e fatevi un po' come si suol dire, a parte che alcuni avranno magari anche le aste con i suoi amici, perché è finito il mercato, quindi da qui alle prossime 2 settimane ci saranno aste ogni giorno, io ne ho 3 in 2 giorni, quindi capisco benissimo, andatevela a studiare, studiatevi gli infortuni, perché ci sono infortuni importanti, altri meno gravi, quindi andate un po' a lavorare sul discorso propensione all'infortunio. Uno come Zaniolo non gliela voglio tirare, però molto calma ragazzi, molta calma, per quanto possa essere titolare a Udine, perché se non è titolare nemmeno all'Udinese ci dobbiamo preoccupare, Beh, però il direi. problema è fisico, il problema è fisico, il problema è la continuità, il problema sono i cartellini gialli, perché è un giocatore molto fastidioso, e al fantacalcio questo lo paghi, perché magari si prende il 6 meno 0,5, quindi occhio a fare anche queste scelte. Studiatevi bene la lista, studiatevi bene le squadre, studiatevi bene chi gioca e chi non gioca, i ballottaggi. Poi se volete avere un aiuto in più, vi abbonate a 131 099, vi inserite nel canale Telegram e abbiamo la possibilità di parlare di fantacalcio. Sta creando una bella community, bella grintosa, posso dire, sono Una bella gricca, sì, dai, sì, diciamo bella così. gricca, esatto, quindi Una bella bella. gricca. Nel frattempo, giusto così per dare 2 informazioni rapide, Vardy è stato listato a 15 al listone, Openda 22, Zegrova 19, Oilund a 24, Vedi, lui Belotti a 12. non nemmeno più di tanto. Sto pensando, altri giocatori che sono arrivati. Allora, Akanji 9 in difesa, Rabiot 23, Nkunku 20, poi altri nomi di ieri che ti ricordi, Luca, così al volo. Zaniolo abbiamo detto. Zaniolo 11 da centrocampista. Che gioca avanti, ricordiamo, nel 3-5-2. Potrebbe essere. È il solito Zaniolo, però, ragazzi. Cioè, No, vabbè, no, ne parliamo no. giovedì. Sì, Ne parliamo sì. giovedì. Ne parliamo giovedì. Questo era Allora, giusto per dare un po' di. Per dare un mettere po' di senso. fame. Tracade, No, io dare un penso po' a di Vlahovic, fame. sì, Tracade, esatto. Ci sono quei giocatori, insomma, vedi, uno come Vlahovic sicuramente, a quando ho fatto io la prima asta, ovvero 2 settimane fa, adesso vale sicuramente di più. Anche perché comunque ha fatto 2 gol. 2 gol in 2 subentrato, in 2 partite. Da subentrate, hai detto bene, ad esempio. Poteva andare al Milan, quindi comunque avrebbe avuto una discreta possibilità di essere il centravanti titolare del Milan, per usare un eufemismo. Dai, è interessante. Secondo me, ripeto, possiamo fare così, se volete, ovviamente. Cioè, iniziate a studiarvelo, tanto domani riapre il mercato. Chi si è iscritto per primo avrà i 6 milioni bonus, Che e sono quindi importanti, fanno la esatto. differenza. Quanti sono gli scambi? 5 o 6? Non mi ricordo. 4 4 scambi. Sì. Quindi iniziate già. Tanto la lista l'avete visto, è già stata Sì, la lista aggiornata, è già sì, disponibile. Iniziatevi a guardare e poi ne parliamo giovedì, perché secondo me, ripeto, Vi segnate 2 al domande netto se del volete, fatto- insomma, le bravo, fate. al netto del fatto che secondo me, ribadisco come ho detto prima, vi conviene aspettare le nazionali. E non perché siamo bravi noi, siamo toghi noi a dirlo, perché no, lo dice la storia. La statistica Cioè, dice questo. lo dice Purtroppo l'esperienza. Quindi io sarei strafelice se non ci fossero mai infortunati, perché per noi è tragico, perché comunque parla di fantacalcio, è ovvio che al primo infortunio ti arriva il messaggio, ma questo giocatore, ma cosa si è fatto, quello e quell'altro. Appare che poi c'è anche un problema generale di comunicazione, nel senso che non tutte le Certo. società ti dicono Certo. esattamente qual è il problema. Certo. Quindi tu lì dici dovrebbe rientrare tra 2 settimane,
poi magari torna dopo un mese, ma tu mi avevi detto dopo 20 giorni. Noi Comunque io prendiamo Antonino solo Asta ce l'avevo davvero al grandissimo fantacalcio del Antonino liceo. Asta. Vabbè, Così, giusto per dire a Gianluca Brundu che vabbè. fa il togo. Però io ce l'avevo davvero Antonino Asta. Con Battistuta, vabbè, Belli, erano altre squadre. che Seedorf. poi prima Vittorio quando ha fatto un paio di nomi quasi la lacrimuccia scendeva. Che bello quel calcio. Perché Vabbè. siamo anziani. Va bene, ragazzi, va bene. allora chiudiamo questa bella puntata anche oggi molto partecipata di Buongiorno 131. Vi ringraziamo come sempre. Appuntamento a domani, Sì. ore 10. Ore 10. Domani specialone Dinamo Sassari. Esatto. Specialone Avremo Dinamo due Sassari. ospiti. Ci Due sarà super Roberto. ospiti, ci sarà Roberto ovviamente, con il direttore sportivo Mauro Sartori e poi l'allenatore della Dinamo Woman Paolo Citrini, grande amante del fantacalcio, tra l'altro Davvero? ha partecipato ecco, anche al nostro Fanta 131 negli ultimi anni. Non so se quest'anno si sia iscritto, ma probabilmente avrà un po' più di cose a cui Giusto un pensare attimo. in quest'anno, ma attenzione anche a Cagliari, perché secondo me ci saranno cose interessanti anche sul fronte Cagliari. Quindi a domani ore 10 come sempre. Buongiorno 131, ciao Lucone. Ciao Fra, grazie a Ci tutti vediamo ragazzi all'aeroporto. e salutiamo ovviamente le nostre amiche aziende sempre presenti. A dopo, ciao ragazzi, sigla. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna a voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.